Io ho sentito il botto alle 4, che ero a letto, ho fatto un sussulto, proprio un colpo forte. E niente, mi sono alzata, ho guardato fuori. Ed ecco quel che resta della casa dei vicini, qui a Breda di Piave, in via Levada 7, superati i campi di colture, alla fine di questa lunga stradina bianca, soltanto macerie. Con Alessandrina Piovesano, 87 anni, in gravissime condizioni, in seguito alle lesioni traumatiche riportate anche negli organi interni, per le ustioni su quasi il 90% del corpo. Ferito, ma sembra non in modo altrettanto grave, anche il marito, Aldo De Biasi, 90 anni, il prossimo lunedì. I coniugi non vivevano più al primo piano, ma si erano trasferiti al piano terra. La signora Alessandrina alle 4 del mattino ha sete. Dalla camera da letto si dirige verso la cucina, quel che resta della cucina, la vediamo completamente sventrata come il resto della casa. Accende la luce e lì avviene la catastrofe, l'esplosione, il botto e da qui i soccorsi. È stato infatti uno dei figli che abita nella casa accanto ad accorrere nell'immediatezza del fatto e a prestare le prime cure ad entrambi i genitori, racconta il primo cittadino. E quello che ha anche aiutato la mamma a venire fuori dalla casa è il papà. E, e poi sì, hanno dato l'allarme al 118 ed è intervenuto prontamente. Lo scoppio c'è stato, le cause non sono, ancora non si conosce bene la causa perché alle prime ricostruzioni sembra che il fornello del gas sia chiuso, la bombola era esterna. Immobile, o quel che ne resta con le sue macerie, ora sotto sequestro da parte della polizia giudiziaria per accertare le cause di questo inaspettato ed imprevisto dramma.